Daydream anticipazione episodio 101. Jeanne dice addio a Sanem. Jeanne e Sanem in montagna, dopo essere arrivati in una stazione sciistica, entrambi sono molto contenti per l'ottima atmosfera e sembrano riavvicinarsi. Nel momento in cui stanno per baciarsi, vengono però interrotti dalla telefonata di Pauline e successivamente da Mireille, che gli dice che la madre sta male. Pertanto Jeanne decide di ritornare a casa. In agenzia Deren e Gulitz sono entusiaste non appena vengono a sapere da JJ che Jeanne ha rapito Sanem. Jeanne torna a casa e Yuma finge di essersi raffreddata. Essendo cosa di poco conto, lui e fratello decidono comunque di andare a lavorare in agenzia. Anche Sanem torna alla casa editrice e viene ben accolta da Egit, il quale le dice che avrebbe potuto riposarsi un po', mentre lei è dispiaciuta che si sia preoccupato. Comunque Jeanne non le ha fatto alcun male, ma Egit le dice che aveva pensato di chiamare persino la polizia. Sanem gli dice che la situazione tra lei e Jeanne è un po' complessa, hanno dei problemi irrisolti, ma lui non potrebbe mai farle del male. Pauline raggiunge Jeanne in ufficio e lui si scusa con lei per averla fatta preoccupare. Lei vuole sapere se lui e Sanem hanno chiarito, ma lui risponde che finiranno poi di parlare. Ora devono pensare a concludere il suo libro. Intanto Osman è molto eccitato perché un agente immobiliare l'ha chiamato al fine di mostrargli alcune case. Egli di notte sta cercando un luogo per il matrimonio. In ufficio Jeanne scova JJ da solo a parlare con se stesso. I due escono insieme e vanno a cenare in un locale. Jeanne gli dice di vederlo stressato e che deve rilassarsi. Gli chiede poi cosa sia accaduto, non gli parla da capo ma come amico. A cena Mekhibe chiede a Leila se non stia accadendo qualcosa, visto che lei e la sorella sono diventate così silenziose. Parlano del lavoro e del nuovo capo e dicono che tutto sta procedendo bene. Sanem esce per andare da Jan e Mekhibe incalza Leila sul matrimonio, temendo che la figlia abbia cambiato idea e li metta in imbarazzo nel quartiere. JJ e Jeanne, tra cibo e vino, parlano rispettivamente di Ayan e Sanem. Jeanne dice però che i problemi inerenti alle donne sono troppo difficili, pertanto lo invita a parlare di calcio. JJ e Jeanne rimangono soli nei locali. Jeanne ammette di aver amato Sanem come nessun'altra, la ama più delle sue montagne, non c'è nulla che lo faccia emozionare più del suo sorriso, ma non sa come perdonarla. Vorrebbe sapere cosa deve fare, ma le avvertono che stanno per chiudere il locale e devono andarsene. L'indomani Sanem e Egit si stanno organizzando per partire per la fiera a Izmir. Intanto Mireille fa un colloquio con una candidata per sostituire Leila. Yuma ha chiesto a Leila di portare dei documenti e Leila si trova lì proprio durante il colloquio. E Mireille le presenta la nuova arrivata, Melis, e Leila le dà consigli su come lavorare con Mireille. Nell'uscire, la ragazza incontra Yuma che cerca di provocarla, tessendo le lodi alla nuova arrivata, ma Mireille decide di non assumerla. Intanto alla casa editrice Jeanne scatta delle nuove fotografie per il libro, poi ringrazia tutti e sente Egit accennare alle valigie e all'aeroporto. Jeanne dice addio a Sanem e se ne va. Pauline lo rincorre e Jeanne le comunica che non partirà per i Balcani, ne ha parlato con i responsabili proprio la mattina stesso. Le dice poi che sta andando nella sua casa di montagna. Pauline, delusa, rientra e parla con il fratello. Incolpa Sanem per la decisione presa da Jeanne. È sicura infatti che lui non riesca ancora a distaccarsi da lei. Ma Sanem ascolta e sente Pauline chiedere a Egit di portare via Sanem. Così lei riuscirà a convincere Jeanne in qualche modo. Poco dopo Sanem dice a Egit che ha paura di volare. Intanto Jeanne ripensa a Sanem mentre si trova nella casa di montagna. Ripensa a tanti momenti felici vissuti insieme a lei. Lei lo raggiunge. Lui si gira, la vede e le chiede cosa stia facendo lì, come mai non è partita. Lei gli risponde che non l'ha fatto, poi gli chiede se la prende e prendendo una rincorsa gli salta addosso. Lui la afferra e si baciano teneramente. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!